Tis Van Lier, uno dei più grandi musicisti, per me un faro. A proposito della tua musica, ho pensato molte volte alla tua musica, perché è qualcosa che tutti dovrebbero avere. Comunque abbiamo alcune domande oggi e la produzione musicale oggi, ad esempio, non è la stessa di 50 anni fa. Cosa non è lo stesso? Beh, ad esempio il rock progressive non è lo stesso di 50 anni fa. Il rock non esisteva 50 anni fa. Esisteva. No, non esisteva. La parola prog non esisteva 50 anni fa. Ah, ok, capisco. Non esisteva. Sicché il termine rock prog non esisteva 50 anni fa. No, il termine rock progressive non esisteva. Non c'era ancora. Nel senso che era già prog. Ah, ok. Ma sei un po' nostalgico di quel periodo, vero? No, a dire il vero no, però considero ad esempio Frank Zappa uno dei musicisti più influenti e anche Brian Wilson dei Beach Boys. Sai, quando io suono e vedo anche mio figlio suonare, gli dico sempre che sono felice, perché la musica è un grande treno verso la felicità. Di felicità. Sì, verso la felicità. Sì, è vero, penso che metaforicamente sia una canzone gioiosa, senza età, è vecchia, ma la gente la ama ancora. E canta insieme, anche qui. In altri posti cantano più forte, ma va bene così. Per tornare a noi, molte persone hanno sempre creduto che tu e Ian Anderson dei Jethro Tull siete stati in qualche modo antagonisti. Come hanno detto altri, c'era una specie di rivalità artistica tra voi. È vero o siete molto amici? Non proprio, ma quando ci incontriamo... Ah sì, vedete? Sì, sì, ma non ci sentiamo spesso. Però non c'è ostilità, va tutto bene. Penso che sia ancora un grande flautista. Ritieni di essere una persona che vive normalmente o vive come una star? Entrambi. Le due cose si mischiano. Sì, quando sono a casa... Ecco, ad esempio sono stato a casa per mesi perché ero malato, sono stato operato e ho dovuto fare delle cure chemioterapiche. Quindi non abbiamo suonato per un anno con questo gruppo. E quindi per te è stato un problema? No, perché suonavo il pianoforte ogni giorno, per 7 ore, tutti i giorni. Sì, così sono diventato un buon pianista.
In un'eventuale capsula del tempo, cosa metteresti all'interno che ti riguarda e che l'uomo magari trova fra 1.000.000 di anni? Johann Sebastian Bach. Ah, Bach. Sì, mi aspetto che... Beh, cosa metteresti dentro? Per esempio, le tue migliori composizioni, coi Focus. No, nient'altro che Focus, l'intero repertorio. Eventualmente il nome di un cantante italiano. Come si chiama quel ragazzo cieco, non vedente? Bocelli. È un gusto classico. No, non è una questione di gusti classici, è che è un grande cantante. Oh, allora, in francese adesso le beat. Ecco, a proposito della tua famosa canzone che parla di nostalgia, la nostalgie se réveille. Ah sì, la cattedrale di Strasburgo. Ecco, da cosa è stata ispirata? L'hai spiegato anche nel concerto. Sì, è una canzone molto nostalgica. Avevo circa probabilmente 15 anni quando sentii le campane della cattedrale di Strasburgo e pensai che fosse il suono più bello che avessi mai sentito. Da lì nacque la canzone, che poi divenne molto famosa, e tutto partì da quelle campane, da quel suono di campane. Quindi alla fine sei un uomo felice oggi. Happy man today. Sì, da parecchio tempo ormai. I don't know, ma I know that you are a gentleman. Lo sapevo, so che sei un gentiluomo. Un vero gentiluomo. Grazie per l'intervista. Thank you, sir. Grazie infinite. Thank you. Thank you very much.